Amici telespettatori, buongiorno. Sono oggi in ottima compagnia perché mi trovo con Cicciuzzo nostro di Campobello e con Nicola, che viene sempre da Campobello, che è un nuovo cuore solitario che ha da poco fatto l'annuncio. Allora siamo qui perché ultimamente dobbiamo fare le condoglianze e un ultimo saluto a Massimo, il parcheggiatore di Marsala, che purtroppo ha avuto un incidente, è caduto dal balcone e non è più tra noi. Il ragazzo se n'è andato e ci è dispiaciuto molto perché era molto conosciuto qua a Marsala, ha fatto diversi video con Scianamore Siciliano e purtroppo è stata una perdita, una grossa perdita per noi. E siamo qui appunto per fargli un ultimo saluto. Ciao Massimo! Ciao! Ciao Massimo! E condoglianze alla famiglia. Siamo qui anche per fare le condoglianze a Tino di Marsala, perché Tino di Marsala ultimamente ha fatto dei video con Scianamore Siciliano dove cercava l'anima gemella, si presentava. Tino di Marsala, ossia il diminutivo di Valentino, che si chiamava Giuseppe Fiducia, e il figlio, attenzione, del nostro Nicola, che ultimamente l'ha perso e quindi ha passato un brutto periodo. E siamo qui anche per dare un ultimo saluto al nostro Tino di Marsala, Tino di Campobello, sì, Campobello. Per cui lo chiamavi Giuseppe, giusto? Sì, Giuseppe. Per cui a Giuseppe diamo un ultimo saluto al nostro Giuseppe, che riposi in pace, perché è veramente un ragazzo d'oro veramente, credetemi, una cosa veramente inimmaginabile. Ciao Giuseppe! Ciao Giuseppe! Riposa in pace, ciao, Giuseppe! Ciao Ti amo Giuseppe, figlio mio! Ciao Giuseppe! Questo è tutto per il momento, vi lascio, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao! Oh yeah!